Alberto, Alberto, è lui piacere. il pescatore che ci ospita a bordo della sua barca. E benvenuti nell'estremo delta del Po. Estremo Delta suona proprio, capito, come grande avventura. Sicuramente perché sono zone ancora integre, noi tocchiamo le zone meno antropizzate del delta del Po, per cui vi porto un po' i mezzi segreti del delta. Va bene. Caneto, Foce, Scanni, i dedali di canali. Guardi, non so di cosa si tratta, ma sono curioso. Partiamo Partiamo. pure. Approfittiamo del fatto che la nebbia ci dà tregua. Beh, il delta del Po è bello, ogni stagione cambiano continuamente odori, colori. Bello l'autunno con le brine, con le nebbie, surreali, malinconico, un po' vattato, quasi ipnotico. È un poeta Alberto, lo sapevo che avevo trovato l'uomo giusto. Quindi adesso andiamo verso la foce Verso la Foce. e andiamo a vedere dove il Po si butta. Si sposa con il mare. Cosa sono questi pali piantati qua in mezzo al Po della Gnocca? Pensa, questo è un progetto, vecchi progetti di Leonardo da Vinci, dai. porte vinciane. Servono a fermare il cuneo salino. È la marea che porta dentro al fiume l'acqua salata. Esatto, crea Ah. grossi problemi per irrigazioni delle terre. Certo, perché si irriga con l'acqua salata, bruci tutto. Insomma, vuoi dire che Leonardo ha inventato il Mose molto meglio, molto più razionale. Sicuramente. In termini di pesci, vuoi dire che il pesce di mare arriva anche dentro allora? Queste sono acque salmastre e vivono tutte le specie di pesce eurialine, quelle specie di pesce che si adattano al cambio del Le sale. specie come le chiamate? Eurialine. Eh, La preda ambita è la spigola del branzino. Cefali, anguille. la spigola è di mare e l'anguilla è di acqua dolce. Piano. L'anguilla è una specie catadroma, vive in fiume ma va a riprodursi nel mare dei Sargassi. Che bella parola! Vuol dire che è adattata sia al salato che al dolce. A un certo punto ci si para di fronte a una visione spettrale. Alberto, Barbara, ma è impressionante questa roba qua. È una residenza in stato di subsidenza, si dice così? Sì, questo era un vecchio magazzino del riso. Eh. Qua pensate, fino agli anni 60 erano tutte coltivazioni a riso, canapa, tabacco, tutto abbandonato dopo l'ultima alluvione del 66. Vabbè dai, andiamo a vedere Un canetto. Un canetto, Bonello Bacucco, un dedalo di canali. Questo territorio che adesso mi appare deserto e selvaggio, in realtà era produttivo. Scusa Barbara, ma in termini sociali e economici, allora questa qui era una zona, diciamo così, in cui la gente viveva e lavorava. Beh, in termini sociali effettivamente la canna palustre, che a osservarla sembra una comune pianta, aveva la sua ricchezza, aveva il suo scopo. Infatti in passato i cannaioli, cioè le persone che giungevano qui con piccole imbarcazioni, raccoglievano la canna palustre, facevano dei grossi cespi, riempivano la barca e si portavano dove? Sul tratto arginale, per poterla poi vendere a eventuali acquirenti. Un materiale prezioso. Utilizzato fino a pochi anni fa per far tutto, le case, le stuoie, le arelle, i lavorieri per le anguille, le anatre da richiamo, un buon isolante termico e idrico, ma anche un ottimo fitodepuratore naturale. Fitodepuratore perché? Perché l'acqua passa di qui e si... E con il ciclo della fotosintesi clorofiliana va a depurare l'acqua. Ma quello è il famoso faro di Goro, è vero? Faro di Goro. L'ho visto dal mare delle volte. Isola dell'Amore. L'isola dell'amore. Isola dell'Amore perché è un'isola dello stato naturale, 5 km di scanno, zona area protetta del Parco Emiliano. Dell'amore perché in estate tante coppiette vengono a mangiarsi i panini in pace sull'isola. Capisco.